In 3 minuti il TG del quotidiano La Nazione Siciliana. L'unità del centrodestra e il caso Siracusa. Il risultato della Sardegna sta costringendo le coalizioni a riflettere su se stesse. I cittadini infatti tendono a premiare la coerenza e a condannare la litigiosità. Per quanto riguarda il centrodestra, dopo la vicenda delle scorse comunali a Trapani, dove il sindaco del PD vinse grazie all'impegno in suo favore di larga parte della Lega locale, adesso è la volta di Siracusa. Pare che vi sia un dialogo tra il sindaco siracusano di Azione, alleato di Sud Chiama Nord, Francesco Italia, e il Movimento per l'Autonomia, che potrebbe nei prossimi giorni o settimane entrare addirittura in giunta. Dati sull'economia siciliana. Nel rapporto Ectank Sicilia 2024 presentato alcuni giorni fa a Palermo, leggiamo che la Sicilia si conferma la seconda economia del sud Italia, superata solo dalla Campania. Il PIL della Sicilia, misurato a prezzi correnti, ha registrato un incremento del 9,7%, collocando la regione al quarto posto in termini di crescita tra le regioni del Mezzogiorno. La nazionale siciliana di calcio alla Corsica Cup. A maggio prossimo la nazionale siciliana di calcio, per la prima volta nella sua storia, parteciperà a un trofeo all'estero, ovvero la Corsica Cup. La Sicilia sarà tra le 4 protagoniste del torneo in programma in Corsica, esordendo in semifinale contro la nazionale di Saint Martin. Ampliamento del porto di Augusta. Il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici ha approvato la proposta di ampliamento e adeguamento tecnico-funzionale del piano regolatore del porto di Augusta. La proposta approvata, presentata dall'Autorità del Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale, prevede un ampliamento del terminal dedicato ai contenitori e un nuovo terminal di 30.000 metri quadri. In totale la superficie di ampliamento sarà di circa 120.000 metri quadri, di cui 90.000 per l'area contenitori e 30.000 per l'area ro-ro. Si consentirà l'ormeggio di navi container fino a 16.000 TEU con fondali di 15 metri. Fondo di progettazione per i comuni siciliani. In arrivo per i comuni siciliani i finanziamenti del fondo di progettazione della regione, che ammonta a 40 milioni di euro. Il decreto degli assessori Aricò e Falcone ha ricevuto ieri il via libera anche dalla Commissione Bilancio dell'ARS. Le risorse sono ripartite per il 40% in parti uguali e per il restante 60% in proporzione alla popolazione residente. Approvvigionamento idrico della Piana di Catania. Siccità, un contributo straordinario di 600.000 euro dall'assessorato all'agricoltura in favore del Consorzio di Bonifica 9 di Catania per la realizzazione di 2 linee di pompaggio provvisorie che consentano di attingere le acque del lago di Lentini nel Siracusano. L'obiettivo è garantire l'approvvigionamento idrico delle aree che ricadono nella Piana di Catania. Oggi è tutto. Per l'informazione del quotidiano La Nazione Siciliana trovate gli articoli completi su www.lanazionesiciliana.eu.